Un weekend importantissimo per l'Atletica del Cus Cagliari perché è arrivato un titolo nazionale. Virginia Medda, ciao Virginia. Ciao a tutti. Allora, cosa hai vinto? Cosa hai conquistato? Il titolo italiano nei 3000 siepi junior. Raccontaci un po' le tue emozioni della gara. Per chi insomma ha visto il filmato, tu hai sorpassato o doppiato un'altra concorrente e hai visto il traguardo davanti praticamente. Sì, avevamo deciso insieme al mio allenatore di restare nel gruppetto di testa senza prendere io l'iniziativa. Poi quando mancava poco meno di 1 chilometro mi sono ritrovata davanti dopo che ho saltato una riviera e quindi avevo deciso di rimanere in testa e di giocarmela sino alla fine. Il tuo allenatore è? Antonello Podda. Come ti trovi con lui e che indicazioni ti ha dato oltre a questa, diciamo, tecnica sugli ultimi metri? Sì, mi trovo molto bene. Mi aveva detto che potevo sicuramente scendere in base al mio personale che avevo già e quindi di provare a stare in quel gruppetto e poi vedere come sarebbe andata. Tra l'altro è la seconda volta che fai una gara dei 3000 siepi, la prima è stata la prima prova di societari, quindi insomma è una gara nella quale tu praticamente eri nuova in un certo senso. Sì, perché sia primo che secondo anno allieva correvo i 2000 siepi, però comunque questi erano 3000, quindi era diverso. Senti, le differenze tra i 2000 e i 3000 sono fondamentalmente 1 chilometro in più, ma anche come fatica, come sforzo fisico. Quanto ti sei preparata per questa gara? Inizialmente non le avevo preparate così tanto le siepi perché non pensavamo di farle, poi però serviva comunque coprire la gara per la prima prova dei societari, siccome comunque ero abbastanza brava saltando e quindi poi dopo la prima fase abbiamo deciso di concentrarci anche su queste e abbiamo iniziato a prepararle. Senti, che gare hai corso nella seconda fase? Nella seconda fase ho corso il 5000 e la staffetta 4x4. 5000 che tra l'altro è la distanza di Claudia Pinna, giusto? Sì, esatto. Che è l'atleta che insomma si allena con Antonello Podda. Quante volte vi siete incontrate? Abbastanza spesso, diciamo, sì, in campo, soprattutto nel periodo invernale, sì, molto di più. Che consigli ti ha dato? Mi ha detto di non pensare a niente, di pensare a correre bene, di ascoltare le sensazioni, che sarebbe andata bene. Senti, in questa trasferta tu non sei partita da sola, sei partita con altre tue compagne, come è stato il rapporto con loro? Vi siete divertite, immagino? Sì, ci conoscevamo già perché comunque abbiamo fatto anche altre trasferte con Alessia a livello regionale, però sì, mi sono trovata veramente bene con loro, infatti le ringrazio per essermi state vicine. I tuoi prossimi obiettivi quali sono? Adesso ci sarà la finale nazionale dei campionati di società, penso correrò i 3000 siepi, l'obiettivo è migliorarmi sempre di più. Quindi il tuo obiettivo è fare 10:47 e 53, non 54. Vediamo. Grazie Virginia e in bocca al lupo. Grazie.